Pregare per contrastare odio e violenza, l'invito del Papa all'Angelus dopo il duplice attentato contro le moschee in Nuova Zelanda. Domande spontanee e vivaci le hanno poste i bambini di Borzonasca e Mezzanego al Vescovo nell'ultimo giorno della visita pastorale. Monsignor Tanasini ha celebrato la messa per tutte le parrocchie dell'ambito. Lavoro in corso a San Michele di Pagana per ripristinare la spiaggia ed il molo prima di Pasqua. Ottimismo fra i commercianti che hanno riaperto dopo la mareggiata. Partiti i lavori per la realizzazione di un parco giochi e del campetto per la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, uno spazio atteso da anni dagli abitanti della frazione. Pallanuoto a vincente derby in A2 maschile tra Camogli e Lavagna 90. Alla Giuva vincono i padroni di casa 10-9. In classifica i ragazzi di Temellini sono primi a 33 punti. Buongiorno ai telespettatori di Tigulli Oggi. Papa Francesco ha commentato all'Angelus il brano evangelico della Trasfigurazione e si è soffermato, dopo la preghiera mariana, sul recente duplice attentato contro le moschee in Nuova Zelanda. Il Papa ha pregato per i fratelli musulmani, invitando tutti i fedeli in piazza a pregare per contrastare odio e violenza. Sentiamo. Prego per i morti e i feriti e i loro familiari. Da Piazza San Pietro si è elevata la preghiera per le vittime del duplice attentato contro 2 moschee a Christchurch in Nuova Zelanda. Papa Francesco ha rivolto così il pensiero ai fratelli musulmani. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l'odio e la violenza. Prima di recitare la preghiera mariana, il Papa ha commentato il brano evangelico della seconda domenica di Quaresima, spiegando che la trasfigurazione è un anticipo della Pasqua e promessa di salvezza. La trasfigurazione, ha detto il Papa Francesco, mostra la prospettiva della sofferenza cristiana, un passaggio necessario ma transitorio, perché più grande è la meta a cui siamo chiamati, luminoso è il punto di arrivo, come luminoso è il volto di Cristo, trasfigurato, che ha in sé salvezza, beatitudine, luce, amore senza limiti. Mostrando la sua gloria, Gesù ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Di qui l'invito a salire sul monte con Gesù con la preghiera. La preghiera silenziosa, la preghiera del cuore, la preghiera sempre cercando il Signore. Rimaniamo qualche momento in raccoglimento, ogni giorno un pochettino. Fissiamo lo sguardo interiore sul volto di Gesù e lasciamo che la sua luce ci pervada e ci irradi nella nostra vita. Veniamo in diocesi, si è conclusa la visita pastorale di Monsignor Tanasini nell'ambito pastorale di Borzonasca e Mezzanego. L'ultimo giorno Monsignor Tanasini ha incontrato oltre 50 bambini e ragazzi che frequentano il catechismo nei locali dell'ex asilo e ha celebrato la messa per tutte le parrocchie nella chiesa di Borzonasca. Con l'invito a far risplendere la luce che ciascuno ha dentro, Monsignor Alberto Tanasini ha salutato le parrocchie dell'ambito pastorale di Borzonasca e di Mezzanego a conclusione della visita pastorale, un invito mutuato dalla liturgia e dal Vangelo della Trasfigurazione, commentato da Monsignor Tanasini nella Santa Messa a conclusione della visita. È stata un po' particolare questa visita del Vescovo, in quanto non è stata la solita visita a cui siamo abituati. Direi che è stata sicuramente una cosa bella perché la sua presenza è sempre una presenza di valore nelle nostre comunità. È una presenza che afferma la presenza del pastore in mezzo a noi, quindi direi che è andato bene e la gente ha accolto volentieri, il nostro Vescovo. Nell'organizzare noi da soli come preti abbiamo pensato che il Vescovo potesse incontrare tutti i vari gruppi della nostra comunità parrocchiale. Allora abbiamo deciso anche di inserirci anche l'incontro con i ragazzi del catechismo, perché il primo catechista è ovviamente il Vescovo, noi siamo i suoi luogotenenti.
Nella riflessione il pastore della diocesi si è rivolto soprattutto ai tanti bambini e ragazzi presenti che poco prima aveva incontrato nei locali dell'ex asilo, una struttura che è stata riaperta da poco tempo e che ora ospita, oltre al catechismo per tutte le parrocchie, anche laboratori, feste e l'attività dell'oratorio il sabato pomeriggio. Abbiamo cercato insieme a altre mamme volontarie di riportare un po' alla vita, diciamo, questa struttura e utilizzandola per diciamo, far crescere, perché i nostri bambini, i bambini di questa piccola comunità che può essere appunto Borzonasca, abbiano uno spazio dove crescere in modo sano. I bambini, una cinquantina circa, provenienti da tutte le parrocchie di Borzonasca e di Mezzanego, hanno posto al vescovo le loro domande in tutta semplicità. Erano contenti, ma nel frattempo sembravano un po' timoriti perché non capivano bene chi è che veniva a trovarli, gli sembrava come se venisse Gesù e gliel'abbiamo spiegato, erano poi contenti, erano molto contenti soprattutto di preparare i canti, erano contentissimi e felici di venire oggi. La più strana, ma forse la più ovvia, però che cosa fai? Ecco. Che cosa fa il vescovo? È stato bello, nel senso che il vescovo ha ribadito l'importanza di essere un successore degli apostoli, quindi portare la luce sul nostro percorso di fede, che penso che sia una cosa molto importante, soprattutto in questo periodo in cui viviamo. Il vescovo incontrerà il mondo del lavoro in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore e domani Monsignor Tanasini celebrerà la Santa Messa aperta a tutti i lavoratori. La celebrazione avrà inizio alle 18:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. La liturgia sarà animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari e tutti sono invitati a partecipare. Voltiamo pagina. A San Michele di Pagana l'ultimo fine settimana prima dell'inizio della primavera ha portato molti turisti sulla piazzetta ancora ferita a 4 mesi e mezzo della mareggiata. I lavori procedono spediti, i commercianti sperano che per Pasqua la spiaggia e il molo siano come prima. Vediamo. Una cosa proprio da piangere, perché l'acqua del mare si era gonfiata talmente tanto che qui c'era l'acqua e le onde passavano oltre. La ricordano così gli abitanti di San Michele di Pagana la notte della mareggiata. Oggi, a quasi 5 mesi da quella notte, stanno procedendo spediti i lavori per rimettere in sesto almeno le spiagge e il molo per l'attracco delle imbarcazioni dei diving. I commercianti, per parte loro, hanno riaperto dopo settimane di lavori. La data per tutti, sia per i privati che per il comune di Rapallo, è la Pasqua. Come vede abbiamo aperto la gelateria l'8 di marzo. I locali qua a fianco avevano aperto a dicembre con estremo sforzo, però ci sono riusciti. Piano piano tutti i ristoranti, le attività anche a Trelo riapriranno entro quel termine. Abbiamo la fortuna di avere una squadra molto attiva, molto efficiente, c'è tanto da fare perché i danni sono stati ingenti, però hanno detto che entro fine mese dovrebbero terminare tutto, quindi noi ci crediamo. Noi siamo molto ottimisti e speriamo che per Pasqua perlomeno la spiaggia sia pulita, che siano levati comunque tutti i pericoli che ci sono per i bambini e perciò siamo ottimisti. All'inizio è stato molto deprimente, sì. Come avete lavorato in questi mesi? Bene, bene, bene. Ci siamo tirati sulle maniche proprio e abbiamo ricominciato tutto da capo perché io personalmente ho perso tanto. Chiaramente ora si aspetta il completo ripristino del fronte mare. Rifanno il pontile, questo pontile lo rifanno perché in effetti d'estate lì ci passano i sommosatori, i bagnanti, i barcaioli, questo qui è proprio il punto numero 1 di San Michele. Adesso l'ultimo step per quanto riguarda le spiagge, vanno fatti dei ripascimenti non strutturali, però che riportino la linea di battigia originaria perché quella serve per garantire un minimo di protezione alla baia. San Michele succede questo fatto qui, che d'estate c'è un'infinità di gente e d'inverno spariscono tutte e l'inverno è lungo. Un po' di turisti si stanno vedendo? Si vede un po' di gente nel fine settimana. In settimana la gente lavora e quindi se ne vede un po' meno. E avendo la spiaggia poco agibile, anche magari le nonne con i bambini vengono un po' meno rispetto a prima. Abbiamo fiducia che per aprile la situazione si raddrizzi.
E al turismo sarà dedicata la puntata di Direttamente su in onda questa sera. Faremo il punto sulla situazione del Tigullio in vista della nuova stagione, ma anche dei progetti di promozione e di valorizzazione del settore. Ospiti in studio saranno l'assessore regionale Gianni Berrino, il direttore di Mediterraneo Servizi Marcello Massucco e Andrea Fustinoni, membro del gruppo territoriale di Confindustria Genova con delega al turismo. Collegato da Genova Paolo Odone, presidente di Ascom e di Aeroporto. L'inizio alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Per il pubblico da casa ci sarà la possibilità di inviare SMS, messaggi o di lasciare una domanda telefonando al numero 0185 32 42 42. E restiamo a Rapallo perché da anni la frazione di Santa Maria del Campo attende un'area dove consentire a bimbi, ragazzi e alle famiglie il gioco e la socializzazione. Oggi un primo passo verso la realizzazione di questo è stato compiuto. Sono partiti infatti i lavori del primo lotto che vedrà la costruzione da parte del comune di un parco giochi a cui seguirà quella di un campetto a cura della parrocchia. Presenti all'avvio dell'intervento tanti parrocchiani, i rappresentanti dell'amministrazione e il parroco che ha benedetto i lavori. Questo devo dire è proprio un giorno di grande gioia perché è un sogno che si realizza veramente. Santa Maria è una bella realtà di tanti bambini, di tante persone anziane e anche ci mancava proprio, devo dire, uno spazio per trovarci, per giocare assieme, per stare insieme, chiacchierare. Insomma, è veramente, devo dire, un sogno che si realizza. Che cosa verrà realizzato in questo spazio verde? Allora, sostanzialmente il progetto è organizzato in due zone. La prima, che è nella parte bassa, è costituita da un'area giochi, quindi divisa per fasce di età, per i bambini più piccoli, più grandi, una zona altalene, e invece nella parte alta, e questa parte verrà realizzata dal comune, mentre nella parte alta ci sarà un campo polivalente a 5 con i relativi spogliatoi che invece sarà parte realizzata dalla parrocchia. La tempistica di questo intervento? Partiamo oggi, credo realisticamente che per l'autunno potremmo inaugurare l'area giochi di proprietà comunale, tempi un pochino più lunghi per ciò che concerne il campetto a 7 di proprietà della parrocchia che sta raccogliendo significativi contributi coinvolgendo in primis il Comitato Festeggiamenti Santa Maria e poi tutte le altre aggregazioni e associazioni della nostra frazione che collaborano fattivamente in questo importante progetto. Il comitato si darà da fare per raccogliere fondi? Il comitato già negli anni scorsi ha deciso di collaborare, tutti gli introiti dell'anno scorso della festa dell'Assunta sono stati devoluti, ricavati completamente per questa opera e allo studio anche parecchie iniziative per continuare a finanziare l'esecuzione dell'opera. C'è bisogno di uno spazio di questo tipo? C'era bisogno? C'era bisogno sicuramente perché Santa Maria è una frazione grande con tanti abitanti, con tanti bambini, tante famiglie, quindi sicuramente finalmente, io sono 35 anni che abito ormai a Santa Maria, contavo di farci giocare le mie bimbe e adesso ho la nipote, giocherà a lei, quindi va bene comunque, ecco. Per la cronaca, 2 escursionisti in sella alle proprie bici, un ragazzo e una ragazza di 35 anni, sono stati soccorsi sabato sera dai vigili del fuoco alle pendici del Monte Aiona. Avventuratisi intorno sulla versante di Borzonasca si sono trovati bloccati dalla neve ghiacciata al calar del buio. Hanno chiesto aiuto al 112, subito è partita in soccorso una squadra di Chiavari e una dalla sede di Genova, la squadra specialista SAF. I vigili hanno percorso con i mezzi il sentiero sterrato, innevato e ghiacciato che collega la casa forestale del Monte Penna con il passo del Carighetto. Fermati i mezzi hanno percorso a piedi ancora 1200 metri sul versante nord del Monte Aiona. La centrale operativa ha tenuto costantemente i contatti con i 2 ragazzi per rassicurarli e informarli sull'evoluzione del soccorso. Raggiunti li hanno trovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute e li hanno tratti in salvo. L'intervento si è concluso alle 4 del mattino. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per un'altra notizia. In occasione del 25° anniversario dall'uccisione
l'uccisione della giornalista Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hiroatin. Il 20 marzo si terrà a Roma una cerimonia di commemorazione. La scuola secondaria di primo grado di Chiavari, intitolata proprio ad Ilaria Alpi, è stata invitata a partecipare alla celebrazione. L'istituto sarà rappresentato dalla dirigente Carla Lesino e da una delegazione di 18 alunni guidata da alcuni insegnanti. Riconoscendo il valore dell'iniziativa, il Comune ha deciso di farsi carico delle spese relative all'iniziativa. Il Comune parteciperà. Il 25 marzo, inoltre, all'Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà un incontro pubblico dal titolo Ilaria Alpi, un esempio per crescere, riflessioni sul valore educativo di una scelta. Tra gli ospiti ci sarà anche Mariangela Gritta Greiner, già presidente dell'Associazione Ilaria Alpi e parlamentare. Sarà anche l'occasione per visitare un'esposizione di elaborati realizzati dagli studenti della scuola allestita nel foyer dell'auditorium. I bimbi del piccolo coro Emiliani di Rapallo sono stati ospiti del Teatro Antonio Belloni di Barlassina, nella provincia di Monza, Brianza, conosciuto per essere il teatro d'opera più piccolo del mondo. La giornata si è conclusa con un concerto che ha visto alternarsi sul palco i bambini rapallesi, il piccolo coro Teatro Antonio Belloni, il coro Le Cicale di Tiene e Giulia Murray, che allo scorso Zecchino d'Oro ha cantato Meraviglioso, il brano che ha dato il titolo alla manifestazione. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali, ne dico la quest'oggi, ci rivediamo dopo per altre notizie e i servizi di sport. Corriere della Sera titola Flat Tax, Salvini alza la sfida, il leader leghista ora va estesa alle famiglie, Di Maio no a promesse alla Berlusconi e il ministro Tria accelera sul piano investimenti, il dossier sulla spesa pubblica, 6 miliardi di sprechi in 8 mesi. Aveva 85 anni ed è morto il comico umorista Mario Marenco, il Riccardino di Arbore, Pier Silvio, espandersi all'estero per crescere ancora. E poi c'è l'inchiesta sulla morte della modella collegata in qualche modo al processo Rubiter, si chiamava Iman Fadil, il nuovo test, il corpo sarebbe radioattivo, ma prosegue l'inchiesta. Scala e fondi esauditi, Fontana accusa Pereira, incredibile, andrebbe licenziato, oggi il consiglio di amministrazione. Per il data room Milena Gabbanelli punta il dito su stipendi, benefit e indennità, i vizi del bilancio europeo. L'Inter risorge nel derby contro il Milan, sorpassa Champions, i nerazzurri vincono 3-2 e risalgono al terzo posto. E oggi sempre sul Corriere della Sera si parla ancora del tragico attentato terrorista in Nuova Zelanda, Farid e la moglie uccisa in moschea, basta odio, prego per l'assassino. Nuova Zelanda, ANSA ha messo in salvo altre persone, poi è stata colpita nel duplice attacco armato a 2 moschee nella Nuova Zelanda, sono morte 50 persone, tra le vittime anche tanti bambini. E siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, che titola Movimento 5 Stelle boccia la riforma fiscale della Lega, propaganda e 5 Stelle meglio il coefficiente familiare, PD Gentiloni presidente, Zingaretti dice si cambia. E poi c'è l'analisi di Carlo Cottarelli, crescita debole ed esitazione del governo pesano sul DEF. E ancora il commento di Federico Geremicca, la nuova sfida dei democratici, cioè del Partito Democratico, ha un orizzonte di 70 giorni, quelli che mancano alla sfida elettorale per le europee. Poi acqua pubblica, la legge può costare 70.000 posti di lavoro, lo dicono le aziende sulla proposta dei grillini. E poi ancora pioggia di regole e divieti, la Liguria litiga sui cani, sanzioni in crescita, ma alcuni supermercati concedono l'ingresso. Siamo ancora allo sport, ma lo sport genovese, Genoa da record, prima a battere la Juve 2-0, il ritorno di Suraro da Favola, entra e va in gol, Stefano e il gol dell'ex, io sempre rosso-blu. E poi c'è la notizia dal nostro territorio, 2 biker bloccati in mezzo alla neve, salvati dopo 8 ore. Prima pagina del Levante, 8 ore all'addiaccio, bloccati dalla neve, coppia di biker salvati dai vigili del fuoco. I 2 sono stati traditi dal buio e dal ghiaccio. Una settimana fa le stesse condizioni per la morte di un pensionato di 82 anni. I 2 biker ne avevano 35, ma attenzione, parla il direttore Paolo Cresta del Parco dell'Aveto. Qui siamo in montagna, a volte la gente lo trascura. Qui le burrasche possono arrivare da un momento all'altro, così come la nebbia, anche perché siamo in un posto vicino al mare. Infatti dice la montagna, a ridosso del mare, ha un clima più imprevedibile.
Ancora dalle pagine del secolo XIX a Chiavari la scuola ricorda Ilaria Alpi nel 25° anniversario dell'omicidio, mostre e incontri per riflettere, l'Istituto Comprensivo Chiavari 2 vara una serie di iniziative di approfondimento, all'auditorium oggi l'esposizione degli elaborati e dei manifesti degli alunni, poi il 25 marzo un grande evento pubblico con il regista Marco Giolo, autore di Somalia 94. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Vediamo due brevi notizie di cronaca. 3 giovani, tutti con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per guida in stato di ebbrezza. Le loro patenti sono state ritirate. Rimaniamo a Santa Margherita Ligure, 23 veicoli senza revisione, 8 senza assicurazione. Sono i dati degli accertamenti stradali effettuati nelle ultime 2 settimane dalla Polizia Municipale. E dall'inizio dell'anno sono stati individuati 47 mezzi senza revisione periodica, 13 in circolazione senza la copertura assicurativa. Una persona infine è stata sorpresa a guidare senza patente, il suo mezzo è stato fermato per 3 mesi. È tutto, a te Andrea. Grazie, apriamo adesso la pagina dello sport con la Lega Pro. Appena al tempo di rientrare dalla trasferta di Alessandria, la Virtus Entella si appresta ad una nuova importante trasferta sul campo della Pro Vercelli domani sera alle 20:30. I biancocelesti si preparano al recupero della 7ª di campionato dall'alto della classifica, anche grazie al punto conquistato sabato ad Alessandria al termine della gara finita 0-0. In Serie D un pareggio e una vittoria per le Tigulline del Girone A. La Lavagnese ha battuto al Riboli il Borgosesi a calcio per 2-1. Avversari in vantaggio al terzo minuto del primo tempo con Ravasi. Vengono raggiunti al 10° di gioco grazie alla rete di Simone Basso. Il raddoppio al 50° del secondo tempo porta la firma di Gianmarco Basso. I bianconeri conquistano 3 punti, salgono a quota 35. Pareggio esterno per il Sesti Levante sul campo del Borgaro Nobis. 1-1 il risultato finale con i padroni di casa in vantaggio al 10° del primo tempo grazie alla rete di Pinelli. Corsari pareggiano al 21° del secondo tempo con Mautone e si portano a 34 punti in classifica. E veniamo adesso alla pallanuoto. A 2 maschile il Camogli ha battuto 10-9 il Lavagna 90. Una gara combattuta da entrambe le parti con il risultato incerto fino alla fine. In classifica il Camogli è primo a 33 punti, i bianconeri restano a 27 e vediamo la sintesi nel servizio. Un derby avvincente, vinto dai padroni di casa dopo una gara sempre in bilico, merito delle squadre scese in vasca. Da una parte il Camogli, più cinico e bravo a gestire l'azione, dall'altra il Lavagna 90, capace di 2 rimonte, sconfitto dai dettagli. Anche se siamo andati un po' in svantaggio, abbiamo avuto la forza di tornare in partita, che è una cosa che ti dimostra che hai carattere, che hai qualità. Quindi testa alla prossima partita, abbiamo la Crociera fuori casa e poi ancora dopo abbiamo il Torino a Lavagna. Sono entrambe partite tipo questa, difficili, con risultato non scontato, e lavoreremo per fare il meglio ogni singola partita. Quasi un assaggio di play-off, anche se naturalmente il cammino è ancora lungo. Il risultato di sabato, 10-9 alla sirena finale, consente al Camogli di mantenere la vetta della classifica di A2. Questo sinceramente me l'aspettavo, perché una partita con il Lavagna finita tanti a pochi non è quasi mai successo. Sono sempre partite molto combattute, comunque un avversario di livello, e ce l'aspettavamo che fosse una partita in cui ci dovevamo battere colpo su colpo. Abbiamo avuto la meglio, siamo stati più freddi e più cinici e alla fine questo ci ha pagato, ecco. Da segnalare la grande presenza di pubblico sugli spalti. L'entusiasmo a Camogli sta tornando. La squadra ha già battuto compagini del calibro di Bologna e Torino e gli atleti continuano a dare il massimo. Per i ragazzi è il premio del lavoro fatto durante la settimana. Coronato dai tifosi, da questa splendida piscina che piano piano si riempie sempre di più perché l'entusiasmo a Camogli sta salendo, è veramente un bel premio. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.